Buongiorno a tutti i tagliolesi, siamo qua oggi per fare il punto della situazione per quanto riguarda l'emergenza coronavirus qua a Taglio di Po. Questo sarà un appuntamento quotidiano da fare più o meno tutte le mattine per appunto aggiornare quelle che sono le novità, le problematiche o qualsiasi altro motivo che ci possa essere. Inizio partendo dalla cosa positiva che ad oggi, alle ore 12, non risultano casi di positività di coronavirus nel comune di Taglio di Po e quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, anche perché come provincia di Rovigo siamo ancora la provincia con meno casi molto distanziati rispetto alle altre della regione Veneto. Dopo un'altra informazione di servizio, con la protezione civile stiamo approntando un secondo mezzo per i comunicati alla cittadinanza, perché il comune, effettivamente avendo un comune ampio e lungo come è Taglio di Po, è difficile rispondere alle esigenze di tutti quanti, quindi stiamo già approntando un altro mezzo per i messaggi, diciamo così, fonici per tutte quelle persone che magari non hanno la possibilità di leggere i giornali o di avere Facebook o internet. Dopo un'altra considerazione riguarda l'ordinanza che è stata fatta la settimana scorsa di chiusura di tutti i cimiteri tranne che per le esequie, del parco giochi bambini di Beslana perché è vicino alla casa di riposo, che è uno dei luoghi più sensibili in questa emergenza, e la chiusura nelle ore serali del Piazza Repubblica e del Parco Perla, appunto nella zona del Perla, in modo da limitare anche lì le presenze. Invitiamo ancora tutti quanti, ovviamente, a stare in casa il più possibile, a limitare al minimo qualsiasi uscita solo alle necessità. Capiamo che è un momento difficile per tutti quanti, però se riusciamo a seguire quelle che sono delle semplici regole di convivenza, probabilmente questa emergenza riusciamo a terminarla il prima possibile. Inoltre, poi chiudo per lasciare la parola all'assessore Boscaro. Per quanto riguarda i servizi come il nido, le mense scolastiche e i trasporti, verranno pagati solo i giorni di effettiva fruizione per quanto riguarda febbraio, mentre per quanto riguarda marzo e aprile predisporremo gli atti idonei appena avremo un orizzonte temporale un po' più certo, perché fino adesso c'è il 3 aprile, quindi non preoccupatevi, non arriveranno soldi a casa da pagare, chiudiamo quello che è una partita di febbraio e dopo predisporremo gli atti per quanto riguarda marzo, aprile e speriamo di chiudere con aprile, insomma. Grazie. Prego. Grazie Sindaco. Sì, allora, data la situazione molto delicata, una delle limitazioni più stringenti in questo periodo è proprio la libertà di movimento. Come Comune abbiamo voluto raccogliere, grazie alla collaborazione di numerosi esercizi commerciali, una lista di nominativi che sono disponibili alla consegna dei beni di prima necessità a domicilio. Questa lista viene continuamente aggiornata ed è presente sul sito internet del nostro Comune ed è consultabile liberamente. Viene aggiornata anche attraverso Facebook. E quindi ringraziamo gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili per questo importante servizio. Inoltre stiamo predisponendo la consegna di farmaci a domicilio. Purtroppo le farmacie non sono in grado di gestire autonomamente questo servizio, di conseguenza abbiamo raccolto i nominativi delle farmacie disponibili alla preparazione di pacchi e stiamo coordinando la consegna grazie ai volontari della Protezione Civile e a diversi volontari di associazioni di volontariato e singoli cittadini che si sono resi disponibili. Stiamo improntando il servizio, lo stiamo concludendo le pratiche e nei prossimi giorni sarà avviato. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili a breve. Grazie. Grazie a tutti. Ribadisco ancora l'invito a stare in casa ed uscire solo ed esclusivamente per le necessità. È una piccola privazione per oggi, diciamo così, però è un investimento su quello che è il nostro futuro in modo da rallentare questa epidemia e di diminuire al minimo quelli che sono i contagi. Grazie a tutti. Grazie.